Ciao a tutti, oggi vogliamo parlare di colonie feline a Pordenone. Una di queste colonie feline in via Canaletto è gestita dalla nostra amica attivista Samira, che ci vuole raccontare un episodio che le è accaduto. Ciao a tutti, io sono Samira, sono referente della colonia felina censita regolarmente dal comune di via Canaletto e ho questa colonia felina da 1 anno e mezzo, è divisa in 2 parti, una parte in Villa Carinzia e una parte nell'ex cotonificio Amman. Per quanto riguarda il cotonificio Amman sono ormai 5-6 mesi che mi capitano degli episodi abbastanza incresciosi, se vogliamo dire anche un po' esilaranti, visto che ci troviamo nel 2011, perché mi sono trovata dove metto regolarmente da mangiare ai mici dei santini con la figurazione della Madonna, Gesù Cristo e tutti i santi. In particolare la settimana scorsa mi sono trovata un lumino con l'effigie della Madonna messo proprio attaccato alle ciotole. E oltretutto, se si fermasse qua ancora il santino va bene, ci sono degli anziani che regolarmente transitano per via Canaletto che quando io do da mangiare ai gatti, diciamo, fanno dei gesti scaramantici, a parte il segno della croce, il resto potete tranquillamente immaginarlo. Tutto perché purtroppo, anche se siamo nel 2011, c'è ancora molta ignoranza per quanto riguarda gatto come animale considerato del demonio e c'è poca conoscenza sulla figura che li tutela, diciamo, che è la gattara. Quindi noi gattare veniamo più di qualche volta apostrofate, ci troviamo in situazioni in cui la gente ci tira via le ciotole, ci avvelena i gatti, si fa il segno della croce e quindi noi avremo bisogno appunto che qualcuno ci aiutasse a continuare a fare il nostro lavoro, la nostra passione sul territorio. E abbiamo qui l'avvocato Sperotto che ci può dare una mano. L'episodio che ci ha raccontato Samira è un po' la punta dell'iceberg. Purtroppo sappiamo tutti che nei territori cittadini, soprattutto nelle città e nei comuni come Pordenone, ci sono diverse colonie feline, ovvero gruppi di gatti che vivono in libertà e liberamente. Questi sono seguiti da delle persone, dei referenti di colonia. A Pordenone anche appunto sono state istituzionalizzate, ovvero è stato dato loro un tesserino, è stato spiegato loro il loro ruolo. Purtroppo i gatti che vivono in libertà vengono considerati gatti che portano malattie da molte persone, gatti che possono creare disturbo e per questo sono soggetti a episodi, in questo caso di danneggiamento o altro, ma molto spesso anche di maltrattamento vero e proprio. I maltrattamenti sono i più vari, o vengono proprio presi e fanno delle bruttissime fini o talvolta avvelenati. La legge italiana tutela le colonie feline, tutela i gatti liberi sia con una legge statale che è la 281 del 91 che con una legge regionale che è la legge numero 39 del 1990. A Pordenone questi gatti sono anche tutelati da un regolamento apposito di tutela. Purtroppo però queste leggi spesso sono ignorate anche talvolta dalle forze pubbliche, quindi sia dalla polizia, i carabinieri o anche il vigile urbano che deve intervenire, che non spesso per colpa sua non conosce queste norme di tutela degli animali, non può intervenire in modo specifico per evitare che episodi di questo tipo si verifichino. Ci potrà essere una novità, diciamo che nel programma della lista civica Il Ponte, quindi se Zanni Giannolin diventerà sindaco, io stesso con altri animalisti abbiamo previsto che ci siano almeno 2 vigili urbani preparati in modo specifico sulle leggi in materia di tutela degli animali, quindi che siano a perfetta conoscenza sia delle normative statali che regionali che del regolamento di tutela, e in questo modo appunto si potrà sicuramente fare un'azione di tutela e di prevenzione, quindi repressione e prevenzione. Ancora si propone di proprio creare una tabellazione pubblica da mettere nel quartiere e non quindi proprio vicino ai gatti, dove vanno a dormire i gatti, dove si nutrono i gatti, dove viene spiegato cosa fa l'amministrazione, cosa fa l'azienda sanitaria, cosa fa a Gattare, la referente di colonia per questi animali, ovvero l'attività che viene fatta è la sterilizzazione di tutti i gatti presenti in colonia, la vaccinazione, quindi tutte le profilassi che si devono fare, che spesso in realtà nei gatti privati non viene fatta, vengono costantemente alimentati e quindi sono animali sani. Tutte queste cose sono fondamentali per far sì che gli animali liberi, quindi i gatti e le colonie, possono essere tutelati e vivere in modo felice nella città di Pordenone.